Bentrovati, nuovo appuntamento con la cucina di Furlan, sempre in compagnia di Ennio Furlan, conoscitore di erbe, esperto in cucina, sì. no? Una vita passata in cucina. Sì. Diciamo di sì. Allora, oggi in questo nuovo appuntamento cosa ci fai vedere? Oggi facciamo una versione, non dico strana per chi non ama le cose fuori di testa, ma il classico gnocco alla romana, no? Che tutti lo conoscono con questo forma tonda. Non voglio dire che è una roba, cioè sa di poco, ecco, allora aggiungendo qualcosa e cambiando la forma, diciamo, della presentazione, si può fare con pochissimo un piatto molto più interessante e molto più gustoso, che da adesso in poi va bene tutto l'anno, ma specialmente il periodo estivo, dove ci si può È più gustare gettonato? di tutto e di più. Allora, per eseguire questa ricetta cosa ci serve? Beh, naturalmente il latte. Qua vedo il latte, che il insomma latte, è in ebollizione. Sì, dunque va messo dentro il burro. Burro, Sì. che poi noi scriveremo la ricetta così le persone... Sì, chiaramente. Ma adesso cucinano più gli uomini o le donne? E anche gli uomini, molti uomini. Hanno Molti iniziato uomini, ad avvicinarsi alla sì, cucina? Non penso sia tanto una moda, ho l'impressione che subentra il discorso delle persone single, no? Cioè, È vero, anche quello. sempre più persone single, ecco, no? Single. Ok, allora E devo lì darsi da fare bisogna, cucina, sì, perché purtroppo insomma. c'è poco da fare, no? Allora, Adesso devo sciogliere bene il burro, naturalmente, no? questi come si chiamano questi? E questi qua diciamo morbidelle, no? Morbidelle. Questo nome morbidelle. Le morbidelle di semolino. Ok, semolino, noi sì, abbiamo sì, aggiunto sì. il burro al ecco. latte. Ecco, adesso fra un attimo bolle Ok. e andiamo avanti col procedimento. Naturalmente, Un pizzico di sale. sì, sale, È doveroso. sì, è doveroso. Comunque io vedo qua il semolino, vedo qua, Sì, in questo sì, caso sì. prosciutto. Sì, è la rucola. In questo caso facciamo Sì, le morbidelle sì. con la rucola. Con la rucola, sì. Ok, sì. l'uovo è E il formaggio, È il naturalmente, formaggio. no? Che il formaggio viene messo un po' dappertutto, no? Specialmente nella tradizione italiana, ma proprio friulana, no? In questo caso noi usiamo parmigiano reggiano, nel Parmigiano senso. reggiano, Ma sì, è possibile anche usare magari, che so io, un formaggio delle nostre parti, delle nostre zone vecchio? Sì, come no, un latteria vecchio, sì, un latteria vecchio. Adesso ormai purtroppo le latterie di paese sono scomparse, ma io quando vivevo a Variano ho un ricordo che Variano proprio era specializzato per fare il latteria vecchio, proprio il Formaggi formaggio, vecchi? Sì, poco grasso, formaggio magro che diventava un ottimo formaggio, no? Ecco, adesso qua bolle, vado avanti Mettiamo con il semolino. il semolino. Ma sei veramente bravo, eh? Sai, quando uno per hobby si fa 47 anni in cucina, no? In effetti. Qualcosa rimane. Anche perché fai belle ricette semplici da fare, anche nelle scorse puntate, nelle puntate precedenti, insomma, sono tutte cose semplici da devono fare, essere no? alla portata E veramente con delle persone, sì. è veramente spendendo poco, nel senso, cioè, Sì. il carrello della spesa, cioè, è povero, diciamo la verità. Io sono sempre stato dell'opinione che un bravo cuoco sì che deve saper far da mangiare, no? Ma più che altro deve saper far da mangiare con quello che ha nel frigorifero, capisci? Giusto, è vero. Anche Senza- perché i tempi che corrono è meglio senza andare a cercare di obbligare per non un buttare obbligo. via niente. Ecco, no? Qui adesso diciamo l'impasto è pronto. Ah, tipo un purè. Sì, Tipo un purè. adesso noi dobbiamo solo attendere un po' che si intipidisca un pochino, perché se in questo caso vado a mettere subito dentro l'uovo, O gli l'uovo altri si ingredienti. blocca, no? Ah, ok. Oppure dovrei mettere prima gli altri, ma il rischio è un pochettino che si smembri il tutto, lo lascio perlomeno che leggermente sia tiepido, che non sia al 100 gradi, insomma, dai, ecco, che perda un pochino il calore, così non mi va a uccidere i colori delle altre cose che metto dentro. Ok. Va bene? Allora, adesso l'impasto per fare come si chiamano? Le morbidelle. Morbidelle. È un nome. Pian piano mi entra. Sì, dai. Allora, abbiamo fatto bollire il latte, aggiunto il sale, il semolino, adesso Burro, come, sì. come si E procede? adesso diciamo il tiepido non è più bollente, adesso si va avanti. Naturalmente l'uovo intero ma senza guscio, Ok. Boh, io penso che sia un po' difficile che a casa mettano anche il guscio. Sai, Sai. può succedere di tutto di più, no?
La besciamella l'abbiamo già preparata in precedenza, Sì, perché beh, altrimenti sì, certo, andiamo veramente troppo sì, per le lunghe. per un fatto di tempistica, no? Ok. Ecco, naturalmente ci aggiungiamo. Aspetta che faccio vedere un attimo, o metti qua la padella, la pieghi un po' e facciamo vedere a casa come effettivamente viene questo... Sì, questo... Al suo bel colore giallino adesso si sta piano piano legando con l'uovo, no? Perché l'uovo che lo lega per bene, naturalmente adesso aggiungiamo dentro. La rucola in questo caso, ma si possono aggiungere qualsiasi altra cosa, volendo, di stagione magari. Sì. Prosciutto. Come pure il prosciutto, noi mettiamo dentro tutto. Poi all'occorrenza, lì vedete voi, può succedere che la ricetta non sappiamo mai quanto sono asciutte le farine. Dunque il rischio è che di solito si aggiunge un uovo, perché se viene un blocco non è che abbiamo sbagliato, la farina era talmente secca, dunque mancanza di umidità, che ha assorbito tutto. No? Dunque, e quindi si aggiunge un uovo. Si aggiunge un uovo con tranquillità, senza problematiche, no? Come tutte le tue ricette, io non vedo l'ora di provare anche questa, perché veramente è un bel aspetto. Il grana quando lo aggiungiamo invece? Adesso aggiungiamo anche il grana. Il grana, però come ti dicevo, vedi, io già vedo che sul duretto, dunque in questo caso dobbiamo aggiungerci un uovo. Aggiungiamo, te lo prendo io l'uovo in questo caso. Tac. Ma invece dell'uovo si potrebbe anche, ad esempio, prendi pure un cucchiaio poi aggiungere, non so, latte o no? Ma no, no, un peccato no, perché l'uovo è un buon nutriente, no? È elegante, lega bene, no? Ecco, allora già che fai da neretto, no? Mi prendi anche un cucchiaio, mi prendi un cucchiaio. Purtroppo è qua sotto. Vai tranquillo, sì, perché così. Ok, guarda, prendo due. Ecco, già, ecco, vabbè, mi serviranno tutti e due, guarda. Allora, uno lo faccio per pulire bene. Qua abbiamo una teglia. Ti prendo anche un mestolo per la bechamel. Ecco qua, dunque adesso andiamo ad aggiungere, non serve tutto il grana, basta un po' naturalmente, no? Perché poi ne mettiamo l'altro sopra. Ah, ok, che fa un po' da gratinatura. Sì. Ecco sì. Ed ecco che l'impasto lo si vede non più con quei grumi, no? Sì. È già bello liscio, dunque un uovo in più è importante. E viene senz'altro molto più buono, con un uovo in più, non è che l'impasto è bello liscio, continuiamo a tirarlo giù, pulire bene. E adesso cominciamo a fare le morbidelle. Adesso cominciamo a fare le morbidelle, naturalmente in questo caso aggiungiamo lo bechamel. Facciamo un letto di bechamel in questo caso. Sì. Questa ricetta all'incirca è per 4 persone. Sì, adesso. Dopo, insomma, sta a voi aumentare le dosi per se avete ospiti in casa, no? Ecco, adesso mi hai rubato il cucchiaio. Io ho rubato il cucchiaio, no? L'ho spostato, perché, giusto? Perché qua adesso si va o col discorso con la sacca poche, no? Con la sacca, se uno vuole, fa il taglio, taglia naturalmente la punta, va con la sacca poche, fa questa forma un po' a cupoletta, no? Naturalmente, però si può fare benissimo a cucchiaio, anche a cucchiaio, tipo le cannelle. Ok, tipo dei gnocchioni grandi. Ecco qua, guarda che dire, no? Devo far vedere un attimo, perché sono fai veramente belli da vedere. Queste vengono definite cannelle, no? Poi sono questi termini francesi, naturalmente, anche per avere una forma un po' differente, no? Per non avere sempre la classica forma. Sì. 2-3 a porzione sì, diventa un buon primo. Sì, penso tre senz'altro. Senz'altro 3. Io con te pian piano vado all'ingrasso, Ecco qua, naturalmente ci mettiamo sopra, comunque non serve esagerare sulla crespella, cioè scusate, sulla morbidella, perché è una malattia professionale, no? Quando vedi roba in forno ti viene sempre in mente la crespella, la parola crespella. Ecco qua, adesso volendo si può aggiungere sopra
a piacere, no? Chi vuole, non so, un goccino di salsa di pomodoro, ma non un cubo, proprio gocce. Gocce. Così per dire, no? Se vogliamo. Giusto per fare un tocco artistico. Ecco, e questo adesso si inforna Allora, a 200 forno gradi. caldo, 200, diciamo che fin 220 va bene, no? Ma 200 gradi, 210 diciamo che è ottimale. Si inforna ed è fatto il lavoro. Per quanto tempo è il forno? Di solito 20 minuti, ma vediamo quando fa una bella doratura, una bella crosticina. Grazie a Ennio Furlan per questa magnifica ricetta. Ricordiamo le morbidelle. Le morbidelle, sì, sì. no? Noi le abbiamo fatte con la rucola, però si possono usare. Io lo ribadisco perché è un piatto che si può usare o fare comunque tutta l'estate. Sì, certo, con zucchine, con varie verdure, spinacine, sì. Con un piatto con i semplice. fagiolini tagliati a julienne fini. Piatto semplice, Sì, poco sì, costoso sì. e non porta via neanche tanto tempo, Ah, perché no, veramente no, noi siamo no, stati diciamo- poco. Forse il tempo maggiore è quello della cottura, il Sì, quello forno. della cottura, perché poi dopo diciamo che io ho messo la besciamella per sempre la sua bella parte, no? Ma possiamo farne a meno. Quando noi sotto imburiamo la placa per bene, Ah, ok. possiamo saltare la besciamella. Adesso proprio per l'estate, Sì, anzi, sì. per Per l'estate avere, si può saltare la besciamella. per avere un piatto Sì, più leggero. sì, un po' di burro sotto è sufficiente. Sempre bella una doratura, Ah, sopra il formaggio, naturalmente, poi come detto, chi vuol mettersi in mezzo a olivetta, adesso io, poi ci sono le Mille fantasie cose, personali, no? le fantasie, Perché insomma, si sì. impara sempre, io dico sempre, sì, perché mi dico, sa, lei chef sa tutto, no, non so tutto, si impara sempre. in si impara continuazione. sempre, è vero, come in tutti i mestieri. In Effettivamente continuazione. non si ha mai finito di imparare. No. Ringraziamo di essere stati con noi anche in questa in questa puntata e vi diamo appuntamento alle prossime puntate, i prossimi consigli che Ennio Furlan ci darà. Bene, a tutti quanti, arrivederci. E buon Grazie. appetito. Grazie.